Cuore amaro ha sicuramente un'essenza, ehm, quasi tropicale metropolitana, ma con tanta sincerità. A livello, di scrittura è un racconto, è come se fosse quasi un racconto d'amore verso me stessa. Con questa canzone ho voglia veramente di, guardare ai momenti positivi e quelli negativi che mi sono capitati con un altro approccio, un'altra visione. Ho voglia di guardare i momenti positivi e ringraziarli per la prima volta. Voglio dire grazie a loro perché, son sempre stata così proiettata su quello che c'era dopo e su, diciamo il susseguirsi di situazioni che a volte mi sono spesso dimenticata di fermarmi e di ringraziare. Invece, le situazioni negative o come le chiamo io, apparentemente negative, le vorrei tantissimo, celebrare perché mi hanno dato la possibilità e gli strumenti emotivi, per arrivare a questo punto e abbracciare quella che sono musicalmente, e anche personalmente. Poi sembra questo gran discorso esistenziale come se avessi la verità in mano per la mia vita e per quella che sono, assolutamente no. Però è un momento in cui voglio fermarmi un attimo e dire che sono felice di dove sono in questo momento. E quindi diciamo che è un po' un racconto spirituale e anche un po' introspettivo di quella che sono io ora. E libero anche nei suoni, libero perché a livello anche di produzione di suggestioni non mi pongo limiti. Mi piace utilizzare delle chitarre flamenche che si scontrano con un beat in realtà quasi più sporco, odio definirlo urban perché non mi piacciono le etichette, però che possa avere, una connotazione quasi più attuale, ma, con dei beat in realtà che ti riportano ancora in Sud America. E poi ci sono dei violini che invece ti danno una suggestione quasi più medio orientale. Quindi è veramente una canzone che lascia una certa libertà creativa e un certo sfogo che, ora come ora, fa parte del un po' del mio modo di vomitare tutto quello che ho represso, dentro di me e che è rimasto qua dentro per gli ultimi mesi. Ho voglia di esplodere, a livello creativo. Siamo così reclusi, invece la canzone voglio che sia così aperta e così senza confini. Questo è un po' l'approccio che ho avuto a livello creativo con questa canzone. Poi, che dire, a livello testuale mi piace sempre rimanere un po' più qua, poco con i piedi per terra. Mi piace raccontare di strada, di arterie, di cuore amaro, di, luna chiara, nirvana, di viaggi che sono immaginari ben precisi, ma al contempo così adattabili a diverse situazioni ed emozioni. Credo che sia bello raccontarsi e farsi comprendere dal pubblico, ma lasciare una piccola porticina, un piccolo spazio interpretativo per chi ascolta, perché ognuno ha il suo viaggio, ognuno poi decide, come leggere una canzone e voglio lasciare questa libertà a chi ascolta. Siamo distanziati, ma al contempo, c'è un po' una vibe da gita scolastica, Eh. sì, diciamo, che è figo perché, molto spesso quando fai, il festival o quando fai comunque prendi parte a delle, situazioni istituzionali come queste, ovviamente hai un team dietro, che ti accerchia sempre perché sei sempre a far qualcosa, eccetera. E quindi a volte hai anche meno tempo o sei anche un po', recluso in quella bolla, e quindi non hai la possibilità di, poi interagire e parlare con gli altri partecipanti, gli altri artisti. E invece questa volta, per quanto comunque saremo mega reclusi, uhm, sento un'unione, sento una voglia comune di portare lo stesso messaggio sul palco. Poi conosco praticamente 3/4 della kermesse, quindi mi sento
cioè di avere i miei amici, capito? Quindi, ho un po' di amici anche della nuova leva musicale che stanno partecipando con me e mi sento, che stiamo andando lì tutti per lo stesso motivo, non c'è tanta non si parla di competizione, si parla di musica live, di voglia di salire sul palco, di entusiasmo comune, quindi è bella questa cosa, non c'è non ci sono persone restie, non ci sono, dei blocchi emotivi tra le persone, è tutto molto più embracing amichevole ed amorevole ed è bello, l'energia si sente che è positiva. C'è di Elisa. Tantissimo, è stata una delle prime canzoni in italiano che ho cantato, a casa in bagno però ho canticchiato. Ehm, e poi, per me l'aura nazionale con la solitudine è uno statement, quella performance. E devo dire anche, adesso ripensando, Mahmood mi ha segnato molto in senso positivo. È stata una vittoria che porto nel cuore per quanto non sia mia. Uhm, Secondo me da lì le cose hanno iniziato a cambiare. Devo dire che oltre appunto alle mie origini, come hai detto te, il fatto proprio di vivere varie culture, quindi non solo quella italiana e brasiliana, ma anche, io a 15 anni sono andata a vivere per un po' di mesi in Germania da sola, a 17 negli Stati Uniti per 1 anno e mezzo da sola. Quindi cambiare costantemente, diciamo, l la società in cui vivevo i modi di pensare, i modi di vedere, i modi di esprimersi, la musica, mi ha dato degli strumenti importantissimi per approcciare la scrittura e la creatività con un senso no filter, che poi è adattabile tantissimo anche al mio modo di vedere le cose in società, cioè tutto molto correlato. Per me, l'essere umano in generale si sta sviluppando, si sta aprendo a una fluidità differente, non siamo più un'unica cosa, siamo tante cose, siamo tante anime, siamo maschili e femminili, entrambe le cose, siamo, positivi, ma possiamo anche essere le persone più, difficili da gestire, proprio per noi stessi. Possiamo essere tantissime cose e questo mi dà anche, un po' il senso di libertà di farlo anche con la musica, di accostare Rhodes a dei batuques brasiliani, quasi funky brasiliano, ad utilizzare una bossa e renderla quasi più lo-fi, tagliando tutte le alte, rendendola, sicuramente un viaggio differente rispetto al solito. Accostare delle melodie anche più R&B a invece una base sonora che non si limita al viaggio equatoriale da Via Dana a San Paolo, ma anche a tutti gli ascolti che ho fatto nella mia adolescenza. Quindi ci son tante influenze e se funziona, anche se è strano, per me va bene. Ogni volta che vado in studio sento di avere un qualcosa di differente da raccontare. 2 giorni fa ho scritto una nuova canzone che è già un altro viaggio rispetto all'album che sto chiudendo, e sono felice di questo e non voglio limitare questo sfogo anche un po' pazzo nel modo di scrivere, uhm, però è anche cioè ci sta secondo me che il mio, evolvermi a livello il mio scoprirmi a livello emotivo sia supportato poi dalla mia musica. A volte la cosa che mi mette più in confusione è quando devo rispettare i tempi discografici di promozione per far uscire il disco. Magari esce il disco e io son già su un altro pianeta, però, son felice perché, Cuore amaro rispecchia tantissimo invece, il mio modo di vedere le cose attuale e rispecchia tantissimo è come se fosse un po' il capostipite e un po' il
apri porte, di quello che sarà un po' il viaggio di varie anime dell'album. Quindi sì, è una costante evoluzione, son sempre differente ogni volta che entro in studio.